Crisi energetica, non decolla la proposta della settimana corta a scuola, una proposta partita da Verona e rilanciata poi dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Una proposta attualmente in discussione anche a livello nazionale, ma che ancora non convince perché presenta tutta una serie di difficoltà. Nel frattempo arriva il conto della super bolletta che attende le scuole venete. Il conto è almeno da 10 milioni di euro in più per l'anno scolastico che sta iniziando. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 6 settembre 2022, la prima notizia del giorno la leggiamo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. L'esplosione dei prezzi del gas sta creando difficoltà anche alle province chiamate a pagare la bolletta energetica degli istituti superiori. La stima calcolata per difetto è di almeno 10 milioni di euro di costi aggiuntivi per luce e gas. Parliamo delle province del Veneto, gli enti appunto che devono pagare le bollette per le scuole superiori e che hanno in questi giorni calcolato gli effetti degli aumenti del costo dell'energia. Per far fronte a questa crisi, vera e propria crisi energetica, la situazione è analoga ovviamente all'aumento dei costi per le fabbriche, per le imprese, ma anche naturalmente per le utenze domestiche. Ebbene, da Verona è partita l'idea, per quanto riguarda le scuole, la proposta della settimana corta per tutte le scuole superiori. Una proposta che riguarda naturalmente in particolare i licei, che sono le scuole superiori che di regola hanno il sabato a scuola. La proposta in ogni caso è dibattuta in tutta Italia, non è ancora stata accolta, non ha ancora convinto perché ci sono tutta una serie di difficoltà. Ad esempio, il presidente della provincia di Rovigo e sindaco del comune di Stienta dice di non essere contrario all'idea della settimana corta, che è una tra le tante varie proposte, forse una delle più attuabili, però per farlo dobbiamo affrontare anche elementi di criticità, come nel caso dello spegnimento delle luci. Non è una cosa indolore, questo è un ambito importantissimo della società e va preservato, vanno sentiti gli istituti e va trovata una strada unitaria. C'è poi chi, come Zennaro Luigi, presidente provinciale di ANP Venezia, dice è una questione di coordinamento e chi guiderà il coordinamento si chiede. Istituti vicini, ad esempio, non possono avere 5 giorni uno e l'altro 6. L'autonomia della scuola in questo caso c'entra poco. Ogni istituto potrebbe decidere se fare l'orario su 6 ore o su 5 con un rientro. C'è la questione appunto dei rientri e poi dei trasporti. Quali sono le possibilità legate ai trasporti? Chi si prende la responsabilità di guidare questa transizione? Tra le possibili modifiche infatti alla gestione ipotizzate nelle scorse settimane da Carmela Palumbo, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, c'era anche la questione dei corsi pomeridiani. Ci sono le scuole serali, ad esempio, i corsi pomeridiani che fanno aprire le scuole per 1 o 2 classi al massimo. Si potrebbe ad esempio pensare di concentrare l'apertura in poche sedi facendo confluire nella stessa più classi. Oggi intanto Verona riunisce il provveditore, la provincia e i presidi per discutere anche, tra l'altro, della settimana corta a scuola. Sulle pagine del Mattino di oggi leggiamo una presa di posizione forte su questo tema da parte dei sindacati Cobas, che dicono no alla settimana corta e rilanciano con un'altra proposta: piuttosto chiudiamo i grandi store, i grandi negozi. Altro che tenere a casa tutti gli studenti dei 64 plessi delle scuole medie superiori della città e della provincia. Qui si parla naturalmente di Padova, siamo sulle pagine del Mattino. Così si risparmierebbero 400.000 euro di riscaldamento da ottobre ad aprile. Chiudiamo piuttosto tutti i centri commerciali che si trovano sia a Padova che in tutta la provincia, dicono in sintesi i Cobas della scuola in città. Hanno numerosi iscritti, scrive Felice Paduano sul Mattino di Padova. Il tempo scuola al momento non si tocca. Le ore che si perderebbero al sabato dovrebbero essere recuperate con 1 o 2 rientri pomeridiani. Ma dove sono le mense disponibili e dov'è un piano trasporti di emergenza per accompagnare i ragazzi a casa con la carenza attuale di autisti? Chiedono sempre i Cobas.
Molti studenti che abitano ai confini della provincia arriverebbero a casa alle 17-18. La settimana corta può benissimo essere istituita come progetto didattico educativo generale, come fanno ad esempio a Ruzza, sottolineano i Cobas ancora, ma c'entra poco con l'attuale emergenza energetica che viene scaricata ancora una volta sulla scuola. La proposta quindi, piuttosto per affrontare il caro energia, quella di chiudere i grandi negozi, gli esercizi commerciali appunto della grande distribuzione organizzata. Una proposta che già la settimana scorsa era stata avanzata prima dalla Filcams CGL di Treviso e poi dalla CGL del Veneto e dalla CISL, con diverse sfumature, contrari Confcommercio e Federdistribuzione. Parlando sempre di crisi energetica e di scuole, c'è sul Gazzettino di oggi un comunicato sostanzialmente del FISM Veneto. Si parla quindi di scuole private. Senza aiuti chiuderemo materne e nidi paritari. Pronti a consegnare le chiavi degli istituti al prefetto, dice Cecchin, che è appunto il presidente di FISM Veneto, Stefano Cecchin, che chiede a nome appunto delle scuole paritarie del Veneto più sgravi perché, così dice, non possiamo aumentare ancora le rette. Il servizio è cruciale per i genitori che lavorano e quindi senza aiuti contro il caro bollette anche per materne e asili paritari saremo costretti a consegnare le chiavi degli istituti ai prefetti, dice questo check-in di FISM Veneto. In regione frequentano queste scuole 90.000 bambini. 90.000 un numero assolutamente straordinario, nel senso che è un unicum in Italia. La quantità di posti offerti da scuole materne e nidi paritari, posti naturalmente che vengono pagati dalle famiglie che inseriscono i loro figli in queste scuole, perché spesso costituiscono l'unica o comunque la più comoda opzione nel comune di residenza. Ma si tratta anche di un servizio che tutti i veneti pagano con le proprie tasse, perché è sostenuto con fondi regionali. Già da ottobre in ogni caso potrebbe scattare l'emergenza nel bellunese, in particolare dove i costi, secondo appunto la FISM del Veneto, l'associazione, la federazione insomma che rappresenta queste scuole paritarie, i costi nella provincia di Belluno sarebbero maggiori, ed è proprio lì dove potrebbero essere riscontrate le principali criticità e quindi il venire meno di questo servizio comunque fondamentale per bambini e famiglie. Se il Veneto si trova in questa situazione, naturalmente perché a differenza di altre regioni non ha investito in modo strutturale su scuole dell'infanzia e asili nido pubblici, quindi lasciando il servizio ai privati. Voltiamo pagina e chiudiamo con 3 notizie flash. La prima di politica sui quotidiani del gruppo Gedi verso il voto in Veneto. Nel feudo leghista di Treviso il capitano non fa il pieno, autonomia solo con noi, dice Salvini a Treviso. Qual è la notizia? Salvini contestato a Treviso, nella Treviso di Zaia, e non solo contestato ma praticamente solo isolato di fronte a un pubblico di poche persone, poco più di 600 persone per il leader della Lega, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, spuntano cartelli di protesta, sul palco ci sono anche Zaia e il sindaco di Treviso, Mario Conte. Appunto Salvini ha parlato di federalismo, autonomia. La Meloni secondo lui non potrà dire di no. Si segnalano manifesti di dissenso alzati da secessionisti e anche dalla galassia Novax, quindi Salvini in qualche modo contestato da chi si aspettava e credeva nella secessione del Veneto, e anche da chi non ha accettato la gestione della pandemia. Promette Salvini che a Treviso e in Regione Veneto la Lega sarà il primo partito alle elezioni politiche di fine mese, anche se naturalmente tutti i sondaggi dicono il contrario e pronosticano un sorpasso di Fratelli d'Italia.
Voltiamo pagina, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, un incidente sul lavoro, un infortunio sul lavoro a Verona, anche questa volta purtroppo mortale. Cade nella cisterna del vino e muore un operaio che aveva solo 21 anni. Era in coma da venerdì scorso, dopo aver perso conoscenza, dopo aver respirato i fumi di un silos in cui stava lavorando, è precipitato e appunto nella notte tra domenica e lunedì è morto nel reparto di rianimazione del Polo Confortini di Verona. Si tratta della 14ª morte sul lavoro dall'inizio dell'anno nella sola provincia di Verona, cifre di una strage, come scrive Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. L'ultima notizia del giorno riguarda il consumo di suolo, in qualche modo sempre i quotidiani del gruppo Gedi dedicano un'intera pagina alla tutela del territorio. La questione riguarda in questo caso il PAT, il piano di assetto del territorio, che è uno strumento normativo che dovrebbe regimentare anche il consumo di suolo. Ebbene, ci sono 60 comuni in Veneto che ignorano la legge regionale, amministrazioni che da 18 anni operano come se la norma non esistesse, appunto, quindi prescindono da questo strumento di governo del territorio fondamentale attraverso il quale si disciplinano anche le aree verdi. Andrea Zannoni del Partito Democratico attacca la regione e dice: in questo modo dimostra incapacità di governare con regole certe e uguali per tutti. C'è l'elenco dei comuni inadempienti, si tratta per lo più di comuni naturalmente di pochi abitanti, ma ci sono anche grandi comuni come ad esempio Chioggia o Vittorio Veneto, e l'elenco copre tutto il territorio regionale, tutte le province, Belluno in particolare, ma anche la provincia di Padova, a seguire le altre. Il 10 febbraio scorso è stata inviata una nota ai comuni non ancora dotati di piano di assetto del territorio per raccogliere spunti utili a comprendere le criticità presenti. Il 40% non dispone di sufficienti risorse finanziarie per la redazione. Il 30% circa sostiene che il PRG, il piano regolatore vigente, consente un'adeguata gestione delle esigenze insediative infrastrutturali e garantisce livelli di tutela appropriati alle necessità, e un altro 30% fa riferimento a motivazioni varie articolate, comunque per la maggior parte legate alla presenza di criticità economiche, amministrative e di uno strumento vigente sufficiente alle esigenze comunali. I quotidiani del gruppo Gedi ricordano che per cementificazione il Veneto è al secondo posto dopo la Lombardia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, noi torniamo a sentirci domani. A tutte e tutti una buona giornata.